Il suo discorso per dire com'è il cielo, il regno dei cieli, com'è l'Eterno. Ha raccontato le parabole, ha raccontato che come un figlio, che non contento più di stare al suo padre, chiede la metà, c'erano dei fratelli, che gli appartiene e va, sparpaglia tutti i viveri con le prostitute, con i compagni, divertimento, alla fine finisce in un porcile. Ecco, porcilaio. Talmente povero che desiderava sfamarsi di quello che mangiavano i porci. Decide di ritornare a casa del suo padre, di guadagnarsi con le proprie opere i meriti, il pane. E lo sapete cosa racconta lui? Che così è il regno dei cieli e l'Eterno, il suo carattere nei nostri confronti. Dice che il padre lo vede da lontano, il figlio che è puzzolente con gli abiti sporchi e sudicio, non è il figlio che corre mentre vede il padre, è il padre che corre verso il figlio, è il padre che abbraccia il figlio e piange, lo bacia e piange al suo collo. E dice così, cioè di solito le persone vogliono prepararsi prima di venire, dopo tutte le colpe che hanno fatto nella vita, si sentono spiritualmente praticamente poveri, fare qualcosa di meritevole, fare qualcosa che siamo più accettevoli. Invece lui racconta che viene accettato così come veniamo. E l'altra cosa bellissima, quando il figlio arriva non è cambiato, cioè quando è abbracciato è ancora sudice, sporco, quindi questo rotolo della prima grotta, venite così come siete, ci penso io, l'Eterno vostra giustizia, l'Eterno si prenderà la carica, dice Isaia, mi ha vestito di un manto. Cosa bellissima, quando il figlio è lì, il figlio dice, io non sono degno, quasi gli urta questo trattamento dopo tutto quello che è successo, vuole rimediare, vuole fare qualcosa con le opere sue, dice facciamo così, permettimi di essere un operaio, uno dei tuoi servi, mi guadagno io il cibo. E questo non permette, perché dice, tu sei mio figlio, eri morto e adesso per me sei vivo, sei tornato in vita, facciamo festa. Cosa interessante, non soltanto questa, le sue vesti nuove non vengono cambiate dal giovane, figlio il prodigo, è il padre che lo rivesta dalle vesti, abito nuovo, pulito. È il padre che mette, ma l'ha abbracciato già prima, quando era già puzzolente e sudice, con i stracci addosso. E quindi era già amato, accettato prima. E cosa interessante, quando uno già inizia dal fango a invocare lui con tutto il cuore, questo è conversione. Conversione non è quando uno già è tutto cambiato, viene la vita a posto. La cosa positiva è già quando uno dice io torno, invoco a lui, inizio a fidarmi a lui, mi attacco a lui, così come sono. Questo è già giustizia, questo è già salvezza, sei già al sicuro, è già festa. È già una cosa grandiosa, ma per quale opera? Per nessuna. Ed è bellissima questa cosa qui. Noi a volte spesso pensiamo che bisogna adattarsi per essere accettati, cambiati, fare qualcosa di nostro merito per ricevere un po' la grazia o scambiare qualcosa. Invece no, qui nel suo racconto fa vedere che è completamente diverso, completamente scioccante da come uno si aspetta. E cosa molto bella, quando racconta altre parabole di come il cielo, il regno dei cieli, l'amore dell'Eterno per noi, paragona che siamo come le monete perdute o la pecora smarrita, oltre il figlio prodigo. Infatti ci sono le persone che nel fatto di essere perse non si rendono conto che sono persi. Una moneta non sa di essere persa e non sa come ritornare. Ci sono le persone che non sanno che sono persi, pensano che è tutto ok e non sanno neanche come tornare. Poi ci sono le persone che sentono le colpe, sentono come la pecora smarrita che è persa, però non sa come uscire da questa situazione, non sa come ritornare. E qui racconta lui e dice che la donna che trova la moneta ha fatto tutto, l'ha trovata, l'ha riportata, sa come ritornare, quindi sa come trattare le persone di questo rango, e sa anche le persone come pecore si sentono perdute, sa e non sanno come ritornare, sa lui di fare come ritornare. E dice la cosa molto bella, che l'emozione che prova
il regno dei cieli, il cielo e l'Eterno nei nostri confronti è come il padre che corre, abbraccia, piange e fa festa, gioisce. Seconda cosa, quando dice a trovare la pecora smarrita, dice quando lo trovò il pastore, se lo mise sulle spalle tutto contento, disse. Uno potrebbe dire, ma scusa, ho fatto le colpe, ho smarrito la strada, vengo trattato una volta che siamo insieme, sono da lui è tutto contento. Uno potrebbe dire, bisogna rifacciare per le colpe che hai fatto, cosa hai fatto, quello, adesso facciamo servizi sociali, servizio volontariato, devi scalare, scontare. È incredibile, cioè tutto contrario. Ha preso lui le colpe, ha scalato lui e come amaramente. Ed è una cosa straordinaria questa cosa qua, descritta praticamente, che rispecchia le parole della Tanakh. Disse, e questo è molto bello, i discepoli si ricordano, che lui disse così, Giovanni, testimone oculare ebreo, scrisse nel capitolo 3, tradotto dal greco 16, poiché Dio ha amato così tanto il mondo da dare il suo figlio unigenito, che chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita in continuazione, senza fine, eterna. E cosa interessante, in diversi passi tradotti dal greco, che i suoi discepoli copiavano, hanno descritto nel capitolo Giovanni 6, che ha detto, chiunque crede in me, io lo risusciterò. Quindi il fatto di venire a lui, invocare lui, credere, è importante. C'è un racconto bellissimo in cui i discepoli si ricordano che qualcuno ha invocato il suo aiuto senza credere in lui, senza fede. Era un uomo che ha portato dai suoi discepoli un suo figlio epiletico, indemoniato, era malato, e siccome hanno provato a portare in diverse parti, erano scoraggiati, nessuno è riuscito a guarire, neanche i suoi discepoli, hanno detto, questo padre ha detto a lui, l'ho portato anche i suoi discepoli, nemmeno loro sono riusciti, se puoi fare qualcosa aiutaci, ti prego. E lui ha detto, se puoi credere, tutto è possibile a chi crede. E questo, non avendo la fede, era incredulo, e vedendo che da nessuna parte è andata positivamente, non credeva, non aspettava nessuno che succedesse, ma vedendo che in bilico era eventualmente la guarigione del figlio, che disse se tu puoi credere, gli disse sinceramente, Signore, sovvienimi nella mia incredulità. Cioè gli ha detto, io non credo, ma aiutami ugualmente. Incredulità non vuol dire fede, non vuol dire fiducia. L'ha aiutato, l'ha guarito. Perché c'è scritto chiunque invoca, non chi ha fede nell'Eterno sarà salvato, chiunque invoca l'Eterno riceverà la fede, dice mi cercherete con tutto il cuore e mi troverete. Quindi, cosa interessante, anche se un ateo, un scettico, un gnostico, che magari sente le profezie di Rotoli e altre cose, e gli si apre la possibilità che magari potrebbe esserci qualcosa, se si rivolge con tutto il cuore e ricerca e dice guarda, io sono incredulo, ma se c'è qualcosa, ci sei, aiutami, lo può trovare. Dice, mi cercherete con tutto il cuore, parlerete cose sincere, mi farò trovare. È incredibile, ma funziona è così. Ed è bella questa cosa qui che è stata detta, che l'Eterno è nostra giustizia, ribadito sia nel capitolo 23 di Geremia e nel capitolo 33, che noi non abbiamo la nostra giustizia, abbiamo persa. I nostri progenitori, il nostro pianeta, come altri mondi, avevano la loro giustizia come altri esseri celesti, ma non ce l'abbiamo più, abbiamo persa. E in Geremia disse, non soltanto Tanakh raccontava che giusti si può diventare giusti perché la giustizia di Abramo, la sua fede nell'Eterno, si fidò dell'Eterno, che quello che diceva era vero, gli mise questo incontro della sua giustizia. Allora, una volta che uno si rivolge a Lui e si attiene a Lui, viene considerato giusto perché ha pagato per noi le nostre colpe. Sentite cosa dice ancora. Non ci lascia solo giustificati ma marci, ci cambia. Guardate cosa dice. E sa che non possiamo neanche cambiarci da noi, perché come facciamo il passo a destra o a sinistra abbiamo già sbagliato. Guardate cosa dice. Traduzione. Può un etiope cambiare la sua pelle? O una tigre le sue striature? Allo stesso modo, potreste voi, abituati a fare il male, fare crimini, colpe, peccare, sei abituato, sei cresciuto, hai ereditato una tendenza, abituati a fare il male,
Potreste voi fare il bene? Il cuore ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente malato. Chi può conoscere? Chi lo può conoscere? Io l'Eterno investigo il cuore. E sentite cosa dice? Dice l'Eterno, metterò, quindi non è una cosa che facciamo noi, metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. E cosa bellissima, non più che incide queste sue parole, sua legge dentro le tavole sul Monte Sinai, ma dice questo è il nuovo patto, io le scriverò nella mente vostra, c'è libero arbitrio. Chi si rivolge a lui, dice scriverò nel cuore, nei desideri, nella mente, nuovi pensieri, dice così, Ezechiele 36, vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo, nuovi pensieri puliti, nuovi desideri, nuove motivazioni. E dice, metterò dentro di voi il mio spirito, il mio ruach, e vi farò camminare nei miei statuti, osserverete, e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. È una cosa fantastica, cioè non soltanto che quando arriviamo da Lui, abbiamo fiducia di Lui, siamo aggrappati a Lui, l'Eterno della nostra giustizia ci mette in conto la nostra fiducia in Lui in giustizia, ci considera giusti, perché ha pagato le colpe nostre, se l'ha preso su di sé. Ma se rimaniamo con Lui, dice, non è che noi ci sforziamo, adesso sono pulito, mi sforzo di fare il bene. Dice, lo so, tu non ce la fai. Da solo, senza di me, la tua natura ormai tende al male. Non siete in grado, siete abituati a compiere facilmente le colpe, non ce la fate. Però dice, rimani attaccato a me, invocami, rimani con me, con libero arbitrio, consegnati a me, donati a me, dà la mia volontà, la tua volontà nelle mie mani, che io faccia la mia, dentro di te ti metto il mio spirito, ti purifico, ti cambio, ti darò un nuovo cuore, sentimenti, desideri, tutto nuovo, pulito e soprattutto dice, io vi farò camminare, cioè non facciamo più forza per poter fare cose giuste, incredibile. Quindi non soltanto che si limita a purificarci e a renderci giusti, ma perfino a cambiarci. E mentre ci cambia come il puzzolente figliol prodigo, tutto sporco di fango e di escrementi dei porci e con stracci praticamente addosso, era considerato giusto, vivo, degno di festa, e lui l'ha coperto di giustizia, di abito pulito nuovo praticamente, rivestito nuove vesti praticamente, giusto. Cosa succede? Non si limita solo a renderci giusti, ma perfino ci cambia dentro. Quindi finché ci tiene giusti, dal momento che siamo con Lui, inizia un lavoro dentro di noi che può durare tanti giorni, mesi, anni, ma già ci cambia, ma intanto ci considera giusti. E finché siamo attaccati a Lui, continuiamo a essere considerati giusti. E questa è la più bella, più grande verità di tutti i rotoli. Senza quella, non sapere come si diventa giusti, e per merito di chi? Suo. Tutte le profezie sul futuro sono belle, possono stupire le persone, possono creare meraviglia, scalpore, ma non hanno nessuna valenza. Ma sapere questa verità, il futuro, quelle profezie, diventano ancora più straordinarie e grandiose quando si tiene d'occhio questa verità. Il futuro, anche se è inquietante e non facile, tremendo, diventa tutto diverso, diventa ottimistico, diventa buono perché ci sarà grande cambiamento della storia. E il giudizio poi non fa paura, e tutte altre cose, siamo attaccati a Lui, siamo con Lui, sono tutte diverse in virtù, in vista di queste verità e queste cose. Grazie per la vostra attenzione.